occasione avevo trattato due filoni di mancati scoop, chiamiamoli così. Uno, quello delle vere e proprie bufale, che sono rivelate come delle bufale, e il secondo filone riguarda invece delle verità incontrovertibili che non possono essere negate, però siccome non portano acqua nel mulino della commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, vengono o ignorate oppure minimizzate. Questo terzo filone, cui vorrei accennare adesso, è quello che riguarda il parere delle istituzioni, quelle competenti, nazionali o internazionali, oppure quella dei ricercatori, degli scienziati, degli oncologi, eccetera, il loro parere riguardo all'uranio impoverito. Incomincio con Giuseppe Remuzzi, che è dell'Istituto Negri di Bergamo. Già nel 2001 cosa scrive? Cosa emerge da tutte queste conoscenze? Che l'uranio impoverito, che emette 3 milioni di volte meno radioattività dell'Ra226, che si usava una volta per vedere al buio le lancette delle sveglie, alle concentrazioni a cui sono stati esposti i soldati del Golfo e del Kosovo, quindi non in Sardegna dove l'uranio impoverito non è mai entrato, non ha conseguenze comunque sulla salute e non provoca cancro per effetto chimico né per effetto della radioattività. Siamo nel 2001. Questo parere avrebbe già dovuto stroncare ogni iniziativa, diciamo che la commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito non sarebbe dovuta neanche nascere. Sempre nel 2001 il professor Franco Nobile della Lega contro i tumori della Toscana scrive: non ci sembra certamente il caso di parlare di effetti acuti letali per l'uranio impoverito. Sappiamo che nell'uomo il periodo di latenza tra l'esposizione e l'insorgenza di un cancro dura un certo numero di anni e può raggiungere gli 8 anni nel caso di una leucemia, mentre può essere 2 o 3 volte maggiore nel caso di tumori solidi. Questa è la premessa del rapporto scientifico presentata al convegno La valutazione dei rischi dell'uranio impoverito del coordinamento toscano della Lega contro i tumori. Franco Nobile, con la collaborazione di 7 oncologi, 5 ecografisti, 4 dermatologi e vari laboratoristi, radioprotezionisti, primari di varie specialità, medici di base, eccetera, eccetera, arriva a questa conclusione. Possiamo affermare che le indagini cliniche di laboratorio ed ecografiche escludono la presenza di danni da tossicità chimica e o di contaminazione radiativa riconducibile all'uranio impoverito, una volta che loro avevano esaminato 612 soldati appartenenti al 186esimo reggimento che aveva operato in Bosnia, Kosovo, Albania, Somalia, Mozambico e Timor-Est. Questo avrebbe dovuto stroncare le gambe a qualunque azione successiva, invece così non è stato. Sempre nel 2001 Franco Mandelli, qualcuno ricorderà, la commissione Mandelli fece i suoi esami, i suoi studi e concluse il 20 settembre del 2001 che escludendo il nesso tra uranio impoverito e possibili conseguenze tumorali. Non fu accettata questa prima versione, ma si fu obbligato a fare una seconda, la famosa Mandelli 2, che venne conclusa dal celebre oncologo con questo scritto: dichiaro improbabile la responsabilità dell'uranio nell'aumento dei linfomi, ascrivibile ad altre cause o con cause da individuare, fumo, benzene, superalcolici, vaccini, eccetera. Questa era la famosa commissione Mandelli. Di minor respiro, ma sempre interessante la testimonianza di un dottore che l'Unione Sarda del 7 febbraio 2004 cita, Andrea Cadelano, che scrive, questo il medico ha lavorato per anni in Kosovo, in queste zone dove era stato impiegato alle forze armate USA il munizionamento dell'uranio impoverito non sono stati registrati casi neppure tra i bambini che pure giocano in mezzo ai carri armati e residuati bellici. Abbiamo anche realizzato una grande canile in una zona bombardata, ma anche le nostre bestie sono sempre state sanissime. Cioè siamo già a una conferme di ampio respiro o più circoscritte che escludono il potere cancerogeno dell'uranio impoverito.